À nouveau, bonjour. Je n'ai pas d'instructions concernant l'heure, mais je pense qu'on peut commencer, les cafés ayant été bien absorbés. Donc, je suis chargé de présenter les deux orateurs de cette fin d'après-midi. Je suis toujours aussi peu italophone, mais je vais suivre du mieux que je peux la contribution de Jean-Claude Hoquet, qui est un membre du Centre national de la recherche scientifique en France et qui est un habitué du monde italien et de Venise en particulier. Les mesures. Je vous laisse la parole. Je te laisse la parole. C'est bon. Merci Monsieur le Presidente. Lo spazio mediterraneo, l'organizzazione della navigazione e del commercio. A Venezia, alla fine del Medioevo, la navigazione era così importante, anzi vitale, che richiedeva il costante intervento dello Stato in qualsiasi settore della sua attività, con il risultato che l'iniziativa privata disponeva di ben poco spazio. Le mude delle galee rilevano dalla navigazione statale. Le navi erano pure adibite ad una navigazione di linea tutelata per vari aspetti dallo Stato, non solo per ragioni di sicurezza, di competenza dei consoli dei mercanti, ma per obbedire all'ordo, ordo salis o ordo frumenti, definito dal Maggior Consiglio su prescrizioni del Collegio. Nel Medioevo ogni nave veneziana di stazza superiore a 400 botti navigava con ordo e doveva attraccare in porti o caricatori specifici per caricare sale o frumento. Nel XVI secolo l'ordo era scomparso, ma il sistema dei premi e sovvenzioni alla costruzione navale e il loro rimborso portavano analoghe conseguenze. L'obbligo di tornare a Venezia con sale da Ibiza o di Cipro. Il monopolio. C'era prima un monopolio portuale. La navigazione di linea era inseparabile dal concetto medievale di scalo, l'obbligo di sbarcare le merci nel porto per metterle in vendita lì. Questo concetto si estendeva a tutto l'Adriatico, il Golfo di Venezia. Ogni bastimento veneziano poteva sbarcare la merce trasportata solo nel porto di Venezia. Il secondo monopolio era quello di bandiera. Ogni merce veneziana o destinata a Venezia poteva viaggiare solo su navi veneziane. L'esistenza di questi due monopoli ne creava un terzo, il monopolio di navigazione, riservato ai mercanti veneziani anche nei porti stranieri. La navigazione marittima è rimasta tutelata dagli statuti marittimi dei dogi Tiepolo e Zeno nel 200 e per tutto il periodo successivo fino alla fine del 500. La navigazione libera, la riprendo da Laine, Frédéric Laine, limitava la pretesa navigazione libera a navi disarmate con rotte e tempi di navigazione determinati unicamente da contratti stipulati tra gestori e spedizioneri, cioè tra armatori e mercanti, e condivido pienamente questa definizione. A Venezia la sola navigazione libera riguardava navi o marcigliane navigando nelle acque del ponente Mediterraneo o del basso Adriatico e offrendo i loro servizi ai mercanti locali senza mai tornare a Venezia. I viaggi di galee ebbero inizio nel XIV secolo e furono avviati definitivamente nel 1338.
La loro finalità era il trasferimento a Venezia delle merci preziose dall'Asia imbarcate a Tana, Cipro, Beirut o Alessandria. Nell'ultimo quarto del XIV secolo, Venezia organizzò un'analoga navigazione verso ponente con le galee di Fiandra e d'Inghilterra. L'intenzione era di scambiare le ricchezze prodotte ai due punti estremi del mondo conosciuto. Venezia, collocata al centro di questa rete di scambi, poteva ricavare il proprio profitto grazie alle funzioni di scalo e di intermediazione. Su questo sistema essa aggiungeva altre linee di navigazione. Quella di Aigues-Mortes nel 1412, quello di Barberia nel 1436 e del Trafego nel 61. Il Trafego univa direttamente la Barberia col Levante, senza passare dal porto Adriatico, inaugurando così una via nuova dell'economia marittima, la quale proseguirà fino alla fine del Settecento con l'istituzione del caravanaggio, cioè di navi veneziane noleggiate dai mercanti ottomani per traffici tra i porti del Maghreb o del Levante e Istanbul. I viaggi delle galee erano di competenza esclusiva dei Savi agli Ordini, corpo iniziale del collegio. Si iscrive al passivo di Venezia la lunghissima fedeltà ad alcuni tipi di navigazione, inadatti al funzionamento del mercato, alla rotazione rapida delle merci e al giro dei capitali. Il sistema della muda e del convoglio era legato al monopolio veneziano di navigazione sul Levante. Nei periodi in cui veniva a mancare la sicurezza, soprattutto quando si profilava la minaccia turca, tutte le mude potevano ritornare insieme a Venezia, formando un convoglio unico di una quindicina di galere che si raggruppavano nelle acque di Candia. Il 2 maggio 1504, nelle aste delle galere di Fiandra, un pool, quello chiamato Contarini, Morosini, Leoni, acquistò la locazione di 3 galere per 2.810 ducati, dopo che lo Stato ebbe accordato un dono di 5.500 ducati per galera. Il gruppo dei 3 ha ricevuto una sovvenzione netta di 13.690 ducati. Sono ritenuti segni di declino del sistema. Prima, l'attentismo dimostrato dagli offerenti all'asta. Secondo, il versamento di sovvenzioni che condannava il sistema navale al favoreggiamento. Le sovvenzioni erano infatti prestiti rimborsabili che producevano dal 2 al 3% di interesse e rappresentavano in realtà un anticipo sui noli. Questi prestiti illustrano chiaramente sia la natura degli stretti vincoli che legavano lo Stato e i mercanti, sia il funzionamento della Repubblica mercantile in cui lo Stato stesso era mercante. Il sistema dei prestiti, sovvenzioni e doni versati dallo Stato ai titolari delle galere garantiva il funzionamento dei viaggi mercantili. In effetti, i titolari delle galere da mercato non erano autorizzati a incassare i noli dai mercanti prima del ritorno a Venezia. Per gli organismi di potere, i viaggi, cioè le spedizioni comuni delle galere dell'arsenale affittate dal comune ai privati, non dovevano generare discriminazione fra i titolari.
il comune si incaricava di ripartire equamente i noli per ostacolare le concorrenze dannose all'esito del viaggio. I noli dell'andata erano riscossi dagli straordinari, quelli del ritorno dal capitano preposto dal Senato al comando della flotta. Rientrato a Venezia, il capitano rendeva conto della sua gestione agli straordinari, cioè ai magistrati che avevano competenza sulla navigazione ed erano incaricati di distribuire il capitale a chi ne aveva diritto. Quindi durante il viaggio i titolari, cioè i mandatari della società vincitrice dell'appalto, non disponevano delle loro entrate, né per sostenere le spese né per i salari e i viveri degli equipaggi. Manca l'accento sulla né. In cambio lo Stato non richiedeva loro il pagamento del prezzo degli inconti prima della partenza, bensì al ritorno. Il prestito rappresentava un pagamento anticipato dei noli, era rimborsabile o non rimborsabile, era allora chiamato sovvenzione o dono. Le sovvenzioni alle quali contribuivano i tre enti coinvolti, cioè lo Stato, i mercanti e la società d'armatori aggiudicatari, erano giustificate dalle spese straordinarie. Quali? Dalle spese consentite per migliorare la sicurezza dei viaggi e che comportavano l'arruolamento di balestrieri, l'offerta di doni ai principi stranieri, le spese delle ambasciate, costi per l'invio di messaggeri, di cursores, tutti i servizi di Stato, o ancora il risarcimento del ritardo provocato da qualche galera non pronta a salpare insieme al resto del convoglio. Prima di ogni ripartizione dei noli, gli straordinari procedevano a diversi pagamenti. Le refusure, cioè il saldo delle paghe all'equipaggio, le indennità ai mercanti le cui merci avevano subito avarie, o all'arsenale per avarie alle galee. I magistrati trattenevano ancora il montante dell'inconto detratto dei prestiti che l'arsenale richiedeva ai titolari per l'armamento delle galee. Ad esempio 100 ducati settimanali per galea per il viaggio di Beirut nel 1440. L'arsenale era tanto più attento a esigere dagli armatori questo contributo quanto la sua situazione finanziaria era più critica, come accade negli anni 40, 44, 69, 72 e dal 77 in poi durante la guerra turca. Nel 1475 l'inconto escludeva qualsiasi forma di prestito e imponeva ai titolari il pagamento immediato e in contanti della licitazione all'arsenale. L'ufficio degli straordinari poteva allora procedere alla ripartizione dei noli, distribuiti equamente tra tutte le galee che prendevano parte a uno stesso viaggio, suddivisi poi tra i participes a seconda della loro carattata. Sin dal 1347 le galee di Cipro, di Romagna e di Alessandria erano ad unum denarium per la parte comune del loro viaggio. I noli delle merci imbarcate all'andata, prima di Modone e Corone, dalle tre flotte, erano comuni a tutte le galee. Nel 1408 i noli di Creta erano accreditati alle galee di Cipro e Alessandria, i noli di Negroponte alle galee di Costantinopoli e quelli di Cipro alle sue stesse galee. Nel 1408
le 8 galee, 2 squadre di 4, di Alessandria e Beirut navigavano insieme fino a Modone. Tutte le merci caricate e scaricate fino a Modone erano ad unum denarium, quia est providendum quod in eis sit equalitas. Un programma che proclama l'ideale governativa della società aristocratica veneziana, mantenere l'egalità fra tutti i nobili. Lo studio della divisione equa dei nodi dimostra che la connotazione del viaggio con il nome del suo ultimo scalo, Fiandra, Costantinopoli, Alessandria, Cipro, impediva un vero e proprio cabotaggio, con una moltiplicazione di scali che era profitto di profitti cumulati. Se gli incanti venivano disertati dai privati, il comune si sostituiva all'impresa privata. Esso, cioè il comune, armò le galere di Alessandria e dell'Armenia, cioè di Laiazzo, della Siria o di Cipro nel 1303, 713 per il Mar Nero nel 1320, per Trebisonda nel 1325, per Costantinopoli nel 28, per la Romagna nel 39. Anche nel 1341 per la spedizione di 6 galee a Cipro e nel 61 per 6 galee affittate per Alessandria, et si omnes dicte galee non fuerint accepte ad incantum, ex nunc sit captum quod armentur per comune. Infatti, questa complessa organizzazione, che durò circa un secolo e mezzo, aveva per obiettivo di canalizzare l'iniziativa e l'impresa privata. Per evitare il pericolo della concorrenza, essa era aiutata dalla potenza dello Stato, che metteva a disposizione dei privati tutti i mezzi dell'arsenale e della protezione diplomatica o militare. Si tentava di attirare sui mercanti e lo Stato i vantaggi di un protezionismo che veniva confuso con il monopolio. I viaggi di galee non escludevano i viaggi, organizzati anche loro sotto la protezione dello Stato, delle cocche, della muda dei cotoni verso Cipro e la Siria, oppure di quelle della rata, che prelevavano ad Alessandria e a Beirut quanto non era stato caricato sulle galee. La cartografia, che vedremo subito dopo, delle importazioni di sale apporta una testimonianza sull'ampiezza e le principali direzioni di un settore primordiale del commercio marittimo di Venezia. Il 17 giugno 1281 il Maggior Consiglio adottò disposizioni statutarie costrittive chiamate l'Ordo Salis per obbligare i mercanti a tornare a Venezia con un carico di sale proporzionato al volume o al valore del cotone e delle spezie esportate da Venezia all'ondata. Quello che non rispettava l'obbligo si esponeva a sanzioni pecuniarie. I mercanti importatori erano sicuri di essere pagati da una magistratura creata a posto, i salinari Salis Maris. Poi le autorità ordinarono ai padroni delle navi di fare tappa presso alcune saline situate in prossimità dei capolinea dei viaggi delle galee o sulla via del ritorno del viaggio di Fiandra. I mercanti armatori si procuravano a buon conto uno carico di ritorno, il cui pagamento era garantito dal comune, ma questo carico di ritorno costituiva la saorna, in veneziano la zavora,
della nave indispensabile alla sua stabilità e alla navigabilità. La zavorra era una necessità tecnica. Il sale nella stiva non era una merce. Per il sale il mercante non pagava noli all'armatore. Il comune otteneva da sua parte un prodotto mercantile ricercato, pagato un buon prezzo agli importatori. I mercanti accumulavano così 3 entrate all'andata e al ritorno sul carico e sulla zavorra. E così potevano abbassare il costo ed il prezzo di vendita delle loro merci per conquistare nuovi mercati a danno dei concorrenti stranieri. Venezia, per la sua difesa e la protezione delle linee marittime e degli scali, aveva bisogno di una importante flotta permanente, il cui utilizzo era puntuale, limitato ai tempi di guerra marittima o di caccia ai corsari nemici. Ma un uso anche puntuale obbligava a mantenere le navi in modo permanente. Per l'ammortamento dei costi di costruzione e di mantenimento bisognava usare le navi armate a scopi mercantili e trovare un prodotto che poteva garantire un trasporto e un traffico regolari. Solo il sale, il cui fabbisogno a Venezia per il consumo interno, quello della terraferma veneta e per l'esportazione nel Ducato di Milano, richiedeva tra 16 e 20.000 tonnellate annue. Solo dunque il sale poteva procurare l'uso permanente di questa flotta. Lo Stato consente di iscrivere al credito dei mercanti importatori di sale linee di credito nelle quali entravano il rimborso del prezzo d'acquisto, delle tasse pagate al sovrano straniero, sia il re di Cipro o il re d'Aragona per Ibiza, e le sovvenzioni al trasporto e alla navigazione. Le saline alle quali si approvvigionavano i mercanti veneziani erano il più delle volte situate in isole. 3 si trovavano a Levante, in isole o peninsole, in Crimea, a Cipro e Alessandria, e 3 a Ponente, a Ras al Magbas, Cagliari di Sardegna e Ibiza. Le saline della Bassa Romagna contribuivano agli approvvigionamenti in modo irrilevante. Tutte le saline non erano frequentate contemporaneamente dai veneziani. Negli anni intorno al 1400 i veneziani compravano ancora il sale da Alessandria e Ras al Magbas. Ras al Magbas è sulla costa della Tripolitana. 2 saline che cessarono di fornire sale sin dal 1420. Nel 1408 veniva abbandonato anche il sale di Crimea. Da allora in poi, fino al 1570, anno della perdita di Cipro, il commercio di importazione del sale ebbe 2 sole fonti di approvvigionamento, Cipro ad est e Ibiza ad ovest. Questo ripiego geografico fu compensato largamente da una ricerca di nuove fonti situate sulla riva orientale dell'Adriatico, dall'Istriana Pirano sino a Pago e da Sebenico fino a Corfù, prima che le saline siciliane di Trapani fossero messe a contribuzione contemporaneamente con quelle di Tripoli di Libia. Ecco la cartografia promessa. Dunque ho rappresentato il percorso comune delle galee fino a Candia e fino da Candia ad Alessandria, a Cipro e Beirut, a Tana, nel Mar d'Azov e a Trebisonda, verso la Fiandra, verso Egmort e Valencia di Spagna,
e questo è la Barberia sulla costa del Maghreb e il traffico direi da Modone a Tunisi, Tripoli e Alessandria. E vediamo adesso in nero le importazioni di sale dalla Crimea, parallela al viaggio di Tana, da Cipro, da Alessandria, da Ras al Magbas e Zarzis, da Ibiza. Il parallelismo tra i due viaggi di galere e di sale è straordinario. Esisteva un altro punto, tipo di vascello e lunghezza del percorso. Esisteva una stretta correlazione fra tempo di navigazione, distanza da percorrere, lunghezza dell'itinerario e tonnellaggio imbarcato, vale a dire il tipo di bastimento utilizzato. Nei XV e XVI secoli il tonnellaggio e il numero dei vascelli impiegati variavano in proporzione inversa. Più la distanza era breve e più modesto era il carico. Maggiore era il numero effettivo di bastimenti impegnati nell'itinerario in questione. Nello scalo di Corfu si congiungevano le linee di navigazione frequentate dai vascelli veneziani di lungo corso rientrati dal Mediterraneo o dal ponente atlantico e lì giungeva a termine la navigazione di piccolo tonnellaggio disarmato al quale lo Stato proibiva l'uscita dall'Adriatico. In quel luogo convergevano tutti i tipi di nave. Negli anni 1596-1600, 68 bastimenti fecero scalo nella baia di Lefkimi a sud dell'isola. 13 barche, 2 grippi, 9 saette, 16 marcigliane, 16 galeoni, 11 navi e un bertone. Ma sarebbe azzardato concluderne il declino del grosso tonnellaggio condannato a scomparire sotto la pressione delle modeste barche facili da caricare. Tutti i tipi di vascelli occupavano il loro posto in questa configurazione geografica degli scambi marittimi e fra tutti venivano suddivisi itinerari ben definiti. Navi, galleoni e bertoni, lasciando Corfu, rientravano direttamente a Venezia con le stive riempite di sale, mentre le barche e le saette consegnavano il loro piccolo carico a Cattaro per il rifornimento annuale delle carovane scese dall'interno del Montenegro. Un itinerario era, come oggi, formato da una serie di segmenti, gli uni continentali, gli altri marittimi, che trascuravano il costo delle rotture di carico dei trasbordi e dell'alto costo richiesto dai percorsi terrestri. Per esempio, tutta la lana spagnola trasformata dall'industria tessile allora fiorente di Venezia non arrivava per via marittima, troppo lunga, quasi il triplo di un itinerario ben più breve e vantaggioso che univa i porti iberici del Levante, Valenza, Alicante o Cartagine, a un porto dell'Italia settentrionale, Genova o Livorno, da dove la lana raggiungeva Cremona attraverso i valichi appenninici prima di essere imbarcata e trasportata per Po fino a Venezia. Itinerari terrestri e marittimi non possono essere dissociati. Un porto si trova sempre al confluire dei due tipi di rotte. La stessa osservazione vale per un legame terrestre più a sud tra i porti degli Abruzzi e Napoli. Per la pirateria, l'apertura della scala di Spalato, termine di una strada continentale da e verso Istanbul, attraverso la penisola balcanica, assumeva una funzione alternativa anch'essa.
sebbene vi fosse stata una vera e propria ridistribuzione del commercio internazionale del Mediterraneo dopo i viaggi verso l'America, a beneficio di nuovi operatori, per esempio gli inglesi e gli olandesi, e di nuovi porti, Livorno, Ancona, Ragusa e Messina. Il porto di Venezia conservava e salvaguardava importanti funzioni negli scambi marittimi. L'itinerario interno dell'Adriatico e la linea Venezia-Ragusa erano più frequentati che mai. Dal 1563 al 1591, 398 viaggi, un po' più di uno al mese, hanno unito le due repubbliche. Circa un quinto affidato al naviglio locale di Chioggia, Cattaro e Perasto ormeggiava in un porto dello Stato, nelle isole di Corzola e Liesina, le bocche di Cattaro e Chioggia. Per i veneziani Ragusa era anche uno scalo situato su una rotta più lunga. Ci si approdava per caricare merci inglesi e lo scalo era più frequentato quando giungevano notizie sui movimenti delle squadre o dei corsari ottomani. Il traffico con Ragusa era riservato a velieri di media stazza, come Marcigliana, Galeone, Brigantino, poi alla fregata e persino a imbarcazioni di piccolo tonnellaggio in navili, più raramente a navi. Le navi erano 44 su un totale di 398 viaggi. Alla fine del XVI secolo, 36 partenze per l'Atlantico testimoniano il modesto bilancio delle relazioni di Venezia con le sponde nord-occidentali dell'Europa. Solo il 17,73% delle navi lascia le acque mediterranee per avventurarsi al di là dello stretto di Gibilterra e di Lisbona. Antonio Morosini, nella sua cronaca, aveva censito negli anni 1404-1433 ben 754 partenze suddivise tra 452 galee e 329 navi e scafi, il tutto in 30 anni. Ma l'Atlantico rappresentava solamente il 16,5% del totale, al tempo di Morosini, il 25% del traffico affidato alle galee da mercato e il 5,5% di quello dei vascelli tondi. A quasi 2 secoli di distanza, le due fonti, inizio 400 fine 500, dimostrano che l'essenziale degli affari di Venezia avveniva nel Mediterraneo. La grande novità intervenuta intorno all'anno 1600, inconcepibile nel 1420, non è l'abbandono da parte dei veneziani delle vie dell'Atlantico, bensì il sopraggiungere nel Mediterraneo di flotte dell'Europa del Nord. Il 29 aprile 1604, con una misura preventiva di lotta contro la concorrenza, le autorità veneziane bloccavano in porto 8 bertoni inglesi e mettevano agli arresti i loro equipaggi. Merita d'essere segnalata questa presenza massiccia e simultanea di navi provenienti da un paese lontano in un porto che viveva ancora un'intensa attività. Venezia rimaneva fedele ai suoi mercati tradizionali, ma sulle sue banchine si aggiravano ormai mercanti genovesi, inglesi, fiamminghi, fiorentini, ragusei, ebrei, greci e portoghesi, arrivati su navi alzando bandiera straniera. Dal 1580 al 1589, su 15 bastimenti che salpavano per destinazioni atlantiche, solamente 1 o 2 erano stranieri, ma dal 92 al 1601 ne troviamo
solo una dozzina di veneziani su un totale di 90 che salparono da Venezia. La crescita delle attività portuarie di Venezia si operava non a beneficio del Vessilio di San Marco, ma a vantaggio delle flotte straniere. Su questa tabella ho voluto misurare le importazioni di sale e illustrare quello che ho detto prima sull'importanza del piccolo tonnellaggio. Si vede che la stazione più prossima a Venezia era Capodistria e la più lontana Cipro. E si vede l'aumento sull'ultima colonna a destra, qui, l'aumento progressivo del carico tra Capodistria e Pirano, però molto vicinissime. L'aumento è di 10%, rispettivamente a Pago di 23%, e a Sebenico si marca già una prima rottura del 72%. Cioè che il carico medio a Capodistria è di 32 mg di sale, a Sebenico è di 74, su un totale superiore a quasi sempre a 1000 mg. A Corfù, seconda rottura, l'aumento rispettivamente a Sebenico è di 132%, Candia più 7, Trapani più 18 e Cipro più 20. Dunque le due rotture di carico si fanno a Sebenico, nella Dalmazia, tra Zadar e Split, tra Zara e Spalato, e a Corfù. In totale sono stati impiegati tra 235 e 238 piccoli tonnellaggi, 7-8 medi tonnellaggi, quelli di Sebenico, e 20-24 grossi tonnellaggi da Corfù a Cipro per anno. Questo è il movimento annuale del sale nel porto di Venezia all'importazione. Non ho parlato dell'esportazione. Le barche e navili di sale commissionati dall'Ufficio del Sale non pagavano né diritto d'ancoraggio né premi d'assicurazione, perché lo Stato non sottometteva a tassazione ciò che gli apparteneva in virtù del suo monopolio. E lo stesso vale per l'assicurazione. Lo Stato è sempre il suo assicuratore, ancora oggi. Nel 1574 il Consiglio dei 10 aveva esentato dalla tassa di ancoraggio anche le navi straniere che portavano il sale di Ibiza e Trapani. Il solo trasporto del sale mobilitava, se non un tonnellaggio, almeno un numero effettivo di bastimenti superiore a tutto il movimento portuario soggetto al diritto d'ancoraggio. A conti fatti, ogni anno un po' più di 300 barche entravano nel bacino di San Marco, 80 vascelli di tipo Marcigliana e circa 70 navi, ossia 460 vascelli complessivamente. E qui su questa tabella ho comparato le vascelli sottomessi alla tassa d'ancoraggio, quelli non tassati, cioè quelli che trasportavano sale, e il totale, piccoli tonnellaggi, medi, grossi e totale. Ogni 19 ore entrava nel porto di Venezia un bastimento mercantile. La cadenza del traffico marittimo non spiega da sola l'intensità del movimento portuario. Tutto quello giunto via mare su borchi ripartiva su borchi o barche verso altri porti marittimi o fluviali dell'entroterra. Il traffico marittimo si ripartiva su centinaia di borchi, passavano per il Brenta, a Lissa Fusina,
quasi 3.000 barche e 12.000 burchi ogni anno nei due sensi, o 34 burchi e da 8 a 9 barche ogni giorno negli anni 1455-1476. Lo squilibrio statistico tra entrate e uscite è imputabile al consumo urbano. Quante barche hanno rifornito Venezia dal necessario per l'alimentazione quotidiana, la costruzione, i focolari domestici e i forni delle vetrerie e le industrie. Ho quasi finito. Torniamo sulle galee. La causa dell'abbandono delle mude di galee mercantili deve essere individuata nel venir meno di quelle condizioni che le avevano viste nascere, o nel progresso tecnico che migliorava la capacità di manovra dei grossi velieri mercantili, le navi, conferendo loro una sempre maggiore superiorità nei conflitti navali grazie all'artiglieria. Questi velieri, dalle vele suddivise su numerosi alberi e dall'artiglieria diversificata, divenuti più sicuri, hanno ottenuto il ribasso dei premi d'assicurazione e soppiantato le galee, che comportavano uno spreco di manodopera e salari. La scomparsa dei convogli di galee non condusse alla rovina il commercio delle spezie. Ai veneziani bastò qualche anno per adattarsi alle nuove condizioni del commercio mondiale. Dalla metà del XVI secolo il loro commercio ritrovò una vera prosperità, tanto ad Alessandria che nella stessa Venezia. Essi recuperarono rapidamente il primato sui mercati tradizionali in Germania e in Italia. Per approvvigionare queste clientele frequentarono attivamente le piazze siriane come Aleppo. Venezia non era l'unico capolinea per il quale la città rivendicava il suo ruolo di scalo obbligato fra i due segmenti della lunga via che congiungeva l'Europa nord-occidentale e il Levante mediterraneo. Il giorno in cui olandesi, inglesi, francesi raggiunsero direttamente Costantinopoli o Alessandria, senza assoggettarsi a questo interminabile giro che passava per l'Adriatico, non decretò la sorte di Venezia. Già nel XV secolo la Marina di Venezia prestava i suoi servizi allo straniero. Numerosi vascelli salpavano da Venezia verso un annoso cabotaggio nel Mediterraneo occidentale. La cosa era nota alle autorità. Nel 1422 il Senato autorizzava gli stranieri a noleggiare le navi veneziane, ma vietava loro di trasportare il sale al nord di Gaeta, un po' a nord di Napoli, dove avrebbe potuto competere con il prodotto gabellato e distribuito da Venezia. Nel 1502, dopo la guerra turca, quando Venezia non aveva più di 16 navi, tutto era stato distrutto durante la guerra, i senatori esaminarono la situazione navale. Avevano mobilitato l'intera flotta contro i turchi e li avevano, questo è importante, e li avevano privati della libertà di traffico nel Mar di Lion, cioè nel Tirreno, per condurre frumento e sali in diversi luoghi, traendone grandissimo profitto, e le altre nazioni si erano impadronite di questi traffici. La stessa osservazione vale per le galee del trafego, per il trasporto di passeggeri e pellegrini musulmani da occidente a oriente lungo il litorale meridionale del Mediterraneo e per il carovanaggio nel Settecento. Sono arrivato alla conclusione in 6 punti. Primo,
Venezia riuscì a mantenere l'essenziale delle sue posizioni sulle rotte commerciali mediterranee. Le perdite registrate furono dovute più alla conquista militare turca, Negroponte, Modone, Cipro, che alla recessione economica. Venezia seppe prolungare le sue linee di navigazione nell'Europa settentrionale in espansione. Secondo, in compenso, perse la posizione di monopolio che le dava un posto di rilievo, senza dubbio il primo, nel commercio europeo alla fine del Medioevo. Tale monopolio si fondava su 3 istituzioni commerciali, su 3 pilastri: il pressoché totale monopolio degli acquisti e della presenza ad Alessandria, l'appalto delle galere dello Stato ai mercanti, non più costretti a sostenere i pesanti investimenti preliminari all'esercizio del commercio marittimo. Infine, il monopolio del trasporto di sale sui grandi vascelli privati, col quale lo Stato sovvenzionava le famiglie di patrizi armatori. Terzo, la ripresa manifestatasi alla fine del XV secolo, poi l'espansione del secolo XVI, di cui Venezia approfittò ampiamente, nonché i progressi tecnici nell'armamento navale, avrebbero reso superflui questi 3 monopoli, scomparsi tutti tra gli anni 1490-95 e il 1520. Quarto, l'economia veneziana operò in condizioni più favorevoli rispetto al periodo di un secolo e mezzo che fece capo alla peste nera del 1347-48. Alla fine del Cinquecento l'attività portuaria di Venezia non era paragonabile, bensì era superiore alla felicità, come voleva far credere il doge Mocenigo nel suo preteso testamento del 1423. Tuttavia, verso il 1600, nei porti lagunari la maggior parte degli scambi era gestita dagli stranieri, dai loro mercanti, dalle loro navi. Venezia era pronta a rinunciare alla sua sorte per lasciarla in mani straniere e di abbandonare l'iniziativa mercantile. La costruzione navale si rivelava sempre meno concorrenziale. I veneziani dovevano acquistare i vascelli all'estero e, per proseguire i loro affari, contribuire al movimento del porto e conservare la sua posizione mediatrice tra Oriente e Occidente. Gli stranieri guadagnavano maggior profitto raggiungendo direttamente l'Oriente senza passare da Venezia. E Venezia era ormai allontanata dagli itinerari internazionali della navigazione nel Mediterraneo. 6. Fine. Venezia si era preparata sin dal XVI secolo ad affrontare con successo questo nuovo mutamento con l'industrializzazione delle città della terraferma e la bonifica agricola. Grazie agli eccedenti di produzione ottenuti, essa poté invertire le vecchie correnti di scambio e rimanere un grande porto regionale. Bien, merci pour ce vaste panorama. On peut voir à quel point Venise a su marier les capitaux privés avec l'intérêt public. J'ai vu le sel passer, la jeunesse est toujours là. Et j'ai apprécié aussi la façon de voir comment Venise est capable de surmonter les crises et de se transformer. On a déjà parlé de réseau, mais je présume qu'on va continuer avec mon voisin, M. Piero Falchetta, de la bibliothèque de la Martienne, qui va parler à partir de micro parce qu'il montre des cartes. Vous avez la parole. Merci. Bene, allora, quando
mi è stata proposta la partecipazione a questo convegno, a questo incontro, cosa per la quale ringrazio molto il professor Ortali e gli organizzatori. Mi è stata data l'occasione per ripensare tutto in una volta, tutto come in un insieme, a tutti quei documenti, carte, portolani, taccuini nautici e via dicendo, che evidentemente costituiscono un corpus in qualche modo omogeneo. Vederli tutti insieme e rapportarli al tema del convegno mi è sembrato di poter avere un punto di partenza, un punto d'appoggio, uno spunto, ovvero sia mi è sembrato di poter dire come ipotesi di lavoro che tutti questi elementi, questi documenti, questi che poi tra poco vedremo distintamente, siano istruzioni per l'uso, mode d'emploi, per lo strumento mediterraneo. Il Mediterraneo è lo strumento attraverso il quale avviene la vita economica, politica, militare di tutti i popoli che vi si affacciano. E l'insieme di questi documenti, di carte, di portolani, di saperi apparentemente soltanto tecnici, squisitamente tecnici, limitatamente tecnici, in realtà sono istruzioni per l'uso dello strumento più generale. Il Mediterraneo è ciò che serve a tutti i popoli che vi si affacciano e anche oltre per la loro vita sociale, politica ed economica. Però a questo punto mi sono venute letture così, insomma, di quelle eterne, come ad esempio l'Odissea. È un argomento che è in questi anni, in questi ultimi tempi, tragicamente attuale, l'argomento del naufragio. E mi sono reso conto che tutto questo corpus di documentazione che va dalla fine del XII secolo, grosso modo, comunque dal XIII secolo, fino al Cinquecento, di questo aspetto particolare, così rilevante, così importante, non si parla, però se ne parlava prima. E, se mi permettete, mentre Odisseo diceva così, gli si avventò un'onda altissima, con terribile impeto, e fece girare la zattera. Lontano, fuori dalla zattera, fu sbalzato e il timone lasciò andare di mano. In mezzo si spezzò l'albero sotto l'orrenda raffica dei venti lottanti. Lontano la vela e l'antenna caddero in mare. Molto tempo rimase sommerso. Non fu capace di tornar subito a galla sotto l'assalto della grande onda. Le vesti l'appesantivano, che Calipso lucente gli aveva donate. Finalmente riemerse e con la bocca sputò l'acqua salsa, amara, che a rivi gli grondava dal capo. Ma pur così affranto non si scordò della zattera e slanciandosi dietro fra l'onde la riafferrò, vi si sedette nel mezzo evitando la fine. La portavano sulla corrente l'onde enormi, qua e là, come quando Borea autunnale porta i fiori del cardo per la pianura e stanno stretti, attaccati uno all'altro. Così, per il mare, la zattera portava i venti qua e là. Ora il noto a Borea la gettava a portare, ora l'euro allo zefiro la lasciava rincorrere. Libro quinto dell'Odissea. Virgilio nell'Eneide dà una descrizione simile e sono due esempi naturalmente tra i più importanti. E mi sono domandato,
perché l'intero corpus di documenti cartografici e testuali, diciamo medievali, grosso modo medievali, non tratta quasi mai praticamente di un elemento, di un punto così importante. So qui oppure ne tratta, e però quando ciò avviene al di fuori del Mediterraneo, ovvero sia il Mediterraneo è fatto salvo, il Mediterraneo non descrive la sciagura, il naufragio e tutto ciò che ne segue. Ho portato pochi esempi, naturalmente io procedo per esempio rinviando al testo scritto per una disamina più ampia. Qui abbiamo appunto, come vedete, qui siamo nell'Oceano Indiano, uno dei tanti relitti raffigurati nell'Oceano Indiano nel mappamondo di Fra Mauro. Questa è la famosa carta marina di Olaus Magnus, 1539, mostri, gorghi e altre cose. Posso ricordare Piero Querini e il naufragio presso le Lofoten. Eppure la presenza di pericoli incombeva anche nell'esperienza ravvicinata, nell'esperienza quotidiana. E non potevo non mostrarvi questa immagine, in qualche modo, che rappresenta appunto una sciagura marittima nelle acque nostrane. Molto più tardi, ma insomma, il pericolo incombe sempre. E tutt'al più troviamo, come ad esempio in una pagina del manoscritto Egerton 73, detto anche Atlante Cornaro o Corner, troviamo questa formula apotropaica, questo così, scongiuro, questo tondo con questa croce dentro qui de sotto, sia bon per far desfar uno nembo over uno siom, ovvero una tromba marina. Per questo modo, come te insegno e ti dimostro qui per mezzo, come tu vedi, uno nembo over sion, si tu te trovi in mar, va sulla banda della nave e fa questo segno qui de sotto con la punta del coltello, e subito quello nembo over sion si se desfarà e non farave danno nessuno. Ecco, questo diciamo è uno dei più evidenti segni, dei pochi segni in cui si accenna ai pericoli del mare. Allora mi sono chiesto, ma come mai questa faccenda così scompare? E allora è venuta l'ipotesi di lavoro, è un'ipotesi appunto, è che l'accumulo graduale di istruzioni, carte, portolani, eccetera, che ora vedremo un po', fa sì che questo mare naturalmente diventi sempre più familiare, sempre meno sconosciuto, sempre meno minaccioso, e diventi lui stesso lo strumento che bisogna sapere adoperare con destrezza, con capacità, con quanti più mezzi possibili, ma non è più niente che minacci, e scompare l'ipotesi, scompare il pericolo, è un panorama familiare ed è un contesto, diciamo, è un contesto nel quale si sviluppa un'idea di spazio, uno spazio che diventa in qualche modo spazio domestico. È un salto importantissimo. Questo salto fa sì che, se in questo schema veramente essenziale, fin troppo essenziale, possiamo dire che le distese sconosciute dell'antichità diventino distanze, l'ignoto assume dei nomi, ha un nome, ha i nomi dei luoghi, come tra poco vedremo, il tempo diventa spazio. Ricordo, en passant, che le distanze
terrestri, quindi le distanze, se prendiamo Marco Polo, le distanze sono indicate sempre in termini di tempo, quanti giorni ci vogliono per andare da qui a lì. L'ambiente marittimo, la sua particolare configurazione, il fatto che sia una superficie uniforme, quasi euclidea, quella del mare, fa sì che immediatamente si passi su un piano di maggiore astrazione e ciò che è tempo, quindi misura soggettiva, individuale, diventi misura oggettiva, distanza, numero. Tutto ciò avviene grazie, principalmente grazie, alla messa in opera di tanti piccoli strumenti, di tante piccole esperienze che tutte insieme costituiscono un salto concettuale, un salto culturale, ed è da questo punto di vista che io propongo qui così la mia riflessione, la mia comunicazione, ovvero sia nel considerare questo corpus di documenti nel loro significato non tanto tecnico, va bene, bensì nel loro significato culturale, di contesto concettuale entro il quale si muovono le società affacciate sul Mediterraneo e che del Mediterraneo fanno uso per i vari scopi. Il primo punto riguarda il Portolani. Ho intitolato questo primo punto Nomina sunt res. Adesso vediamo perché. Dunque, che cos'è un portolano? Chiaramente si usano ancora oggi, quindi è facile. È un testo che dà luoghi, distanze, posizioni e direzioni. Attraverso il portolano si viene pian piano formando un'idea dello spazio. Il portolano è un primo passo verso la conquista dello spazio, è un salto concettuale, nel senso che lo spazio che precedentemente è unicamente lo spazio dell'esperienza, cioè ciò che io vedo, fino a dove io vedo, è lo spazio del racconto, diventa uno spazio in qualche maniera oggettivo. Comincia a formarsi un'idea dello spazio dotata senza dubbio di maggiore oggettività. Perché? Perché naturalmente il portolano, dando il disegno della linea di costa attraverso la successione dei nomi, e poi vorrei rivolgere anche una domanda al professor Ocché, attraverso questa successione di nomi, là dove prima c'era l'ignoto, ora ci sono dei nomi di luoghi che nessuno ha visto, che nessuno conosce, che nessuno sa come sono fatti, ma nomina sunt res, grazie al portolano. Le esperienze personali e parziali, quindi ogni marinaio, diciamo così, che naviga in un determinato tratto di costa, che ha un'esperienza limitata, contribuisce idealmente alla scrittura di questo macrotesto, chiamiamolo così, che è il portolano, va bene? Fino a far sì che si formi un'idea generale dello spazio. Perché finché si formi una mappa mentale, e qui c'è un punto abbastanza interessante, una sorta di contraddizione, perché i primi portolani che noi abbiamo, la cosa più antica è lo stadiasmo del Mar Grande del I secolo d.C., che è a tutti gli effetti un portolano come simile a quelli medievali. Allora, i primi che ci sono pervenuti in ordine di tempo, in ordine di antichità, sono il compasso da navigare e il portolano Grazia Paoli. E la contraddizione dove sta? Se tutto quanto io ho detto finora ha in qualche senso, sta nel fatto che questi due, che sono i primi testimoni, sono anche i più completi, cioè nascono completi. Allora, se è vero che i portolani si formano per sommatoria di esperienze diverse, cosa succede?
Come mai? Evidentemente l'apporto progressivo, graduale di esperienze porta alla formazione di una mappa mentale, ma e in parallelo alla creazione delle mappe, delle carte nautiche che conosciamo, la cui origine è tutt'oggi discussa e non si sa se sia nato prima il portolano, se prima la mappa, insieme, così se ne parla da lungo tempo senza arrivare a un punto di decisione così. Allora, sul fatto che i portolani poi venissero composti sulla base di mappe, abbiamo queste due testimonianze più tarde, laddove Grazioso Benincasa, uno dei maggiori, forse il maggiore cartografo nautico del 400, attivo a Venezia, anche se originario di Ancona, scrive in questo libro, questo è il suo famoso portolano, questo libro io, Grazioso Benincasa, farò menzione di porti e luoghi, di terre, de marina e tiziandio, de sembianze, di te terre, a memoria di me, quali porti, sembianze di terre non sono tratte ni una della carta, ma sono toccate con mano e veggiute con gli occhi. E il portolano Rizzo di cinquantina d'anni dopo, finito lo libro chiamato Portolano, composto per uno gentiluomo veneziano, lo quale ha veduto tutte queste parti antiscritte, le ha vedute. Ecco, va bene? Che numero è questo? Scusate che mi perdo, non vorrei saltare qualche diapositiva, che poi non ci ritroviamo più. Ecco qua. Avviene che, infatti, che il primo testimone cartografico che noi abbiamo è la famosa carta pisana, conservata a Parigi, e siamo negli stessi anni praticamente del portolano del compasso da navigare. Quindi diciamo questo nascere insieme di questi strumenti può essere rinviato alla maturazione, alla maturazione di un'idea, di un concetto dello spazio che precedentemente non era presente. Non era presente nell'orizzonte del pensiero, nell'orizzonte delle diverse concezioni. Possiamo perciò dire a questo punto che il portolano non è un semplice strumento tecnico, non è un semplice attrezzo così, è anche questo naturalmente, ma è qualcosa di più. È un elemento che contribuisce, che dal punto di vista culturale ha una valenza notevolissima, importantissima, nel contributo alla nascita di questa idea dello spazio comune, dello spazio che è qualcosa che finalmente si riesce in qualche maniera a percepire, che non è solo una nebbia lontana. E passo al secondo punto che ancora meglio dimostra, cioè spero dimostri questo che sto dicendo. Allora, voi sapete che in tutti i taccuini nautici che sono pervenuti, io mi fermo al 1500, insomma, che sono in gran parte veneziani, eccetera, non c'è accenno, stranamente, a come si usa una carta. C'è accenno a qualsiasi cosa, sono istruzioni che riguardano gli aspetti più diversi della vita di bordo, delle costruzioni navali e di tante altre cose che niente hanno a che vedere, insomma. Basti citare Zorzi Trombetta che mette la musica o tante altre cose, ci sono pezzi di opere dell'antichità, trascritti, insomma c'è un potpourri di materie, ma tra quelle nautiche, specificamente nautiche, nessuna dice che la carta va usata in questo. L'esempio che abbiamo non tanto da una compilazione nautica in senso stretto, ma da un trattato, da un vero e proprio trattato, che è il Trattato di Navigazione di Benedetto Cotrugli, mercante raguseo, trattato composto verso il 1464-65, con una dedica latina al Doge, al Senato veneziano, il testo in italiano, in cui c'è un ammaestramento appunto su come si usa la carta. Varie esperienze di studio e di ricerca mi hanno portato a concludere che
il portolano e la carta, per come ci sono arrivati, per come ci sono pervenuti, non erano testi necessariamente usati in senso tecnico. Infatti spesso accade che una notevole quantità di errori nelle distanze, nelle posizioni e così via, renda improbabile, in particolare nei portolani, renda improbabile il fatto che questi portolani fossero effettivamente usati per la navigazione, perché un errore di qualche grado, ma un errore di direzione in presenza di scogli, insomma, di secche, di altri pericoli della navigazione, quindi diciamo è dubitativo. Erano testi, quelli che sono pervenuti, probabilmente usati a scopo didattico, in cui proprio diciamo, il merito non era definitivamente importante, era il contesto che era importante, come si fa, non quel che c'è scritto dentro. Va bene? Un elemento che ricorre però, ovvero sia dal Cotrugli, che dà indicazioni sulla carta e sul portolano, e noi che diciamo attenzione perché non è tutto oro colato, e infatti Cotrugli dice lo marinaro over piloto abbia buono occhio e conosca lo loco, la quale è cosa? È potissima parte quale lo marinaro deve avere in sé, ovvero sia l'esperienza del marinaio prevale alla fin fine su qualsiasi altra cosa. E lo stesso ritroviamo sottolineatura fortissima, la ritroviamo ad esempio in Girolamo Ruscelli nel 500, nel 600 cioè che si trascina questa indicazione anche in presenza poi di un raffinamento degli strumenti, delle tecniche di navigazione e così via, la ritroviamo in Pantero Pantera, capitano della flotta pontificia. E dico, è l'esperienza quello che conta, il resto sì, conta, ma fino a un certo punto. Cioè, carte nautiche e portolani non sono in prima istanza indispensabili. Ma allora, perché carte nautiche hanno così tanto successo? Facciamo una breve excursus. Questa è una carta nautica, giusto per, immagino che voi conosciate bene, ma volevo arrivare a una piccola sequenza. Allora ci torniamo indietro nel tempo e ristariamo ai mappamondi di Visconte Sanudo per il Liber Secretorium Fidelium Crucis, qui sono mappamondi medievali e una serie di carte nelle quali, pur adottando modalità di rappresentazione geografica e cartografica, diciamo, tipicamente medievali, quindi che obbediscono a fonti letterarie, a fonti religiose, a leggende, eccetera, eccetera, però là dove si racconta, dove si mostra il Mediterraneo, c'è un'immediata, spontanea, totale adesione al modello nautico. Ciò avviene in Visconte, ciò avviene negli stessi anni in Paolino Veneto, avviene nel celeberrimo Atlante catalano, composto appunto Maiorca probabilmente, avviene nel perduto mappamondo di Albertini di Virga, mappamondo veneziano, perduto nel 1942, se non ricordo mai, insomma, durante la guerra. Documento molto importante. Avviene nel mappamondo circolare, quindi medievale dell'Atlante di Andrea Bianco conservato in Marciana, avviene il mappamondo di Fra Mauro, nel mappamondo di Giovanni Leardo, stiamo facendo una rapida carrellata, nel cosiddetto mappamondo genovese, avviene, qui due esempi di particolare significato e importanza. Questo è la Pomponio Mela, quindi mappa tolemaica, però il Mediterraneo
alla maniera, diciamo, della cartografia nautica. E Andrea Bianco, sempre Atlantide Andrea Bianco, a sinistra la carta tolemaica di Andrea Bianco, che deriva forse, è copiata forse direttamente dall'esemplare portato a Padova da Pallastrozzi nel primo 400. E volevo farvi notare, dunque, allora a destra c'è la mappa tolemaica, voi vedete giusto un particolare che per dare l'idea, no? In alto l'Inghilterra e la Scozia è rappresentata con quella curvatura, con quella piegatura a destra, a oriente, tipica della rappresentazione tolemaica delle isole britanniche. E Andrea Bianco riprende fedelmente quel modello, va bene? L'Italia ha questa tipica curvatura così dello stivale, la Sicilia è come ruotata in senso antiorario di 90 gradi, però allora Andrea Bianco rispetta Tolomeo quando rappresenta l'Inghilterra, Andrea Bianco non rispetta Tolomeo ma adotta in pieno il modello cartografico nautico per quel che riguarda il Mediterraneo. Allora, cosa possiamo dire? Così, essendo questi unicamente degli esempi, naturalmente, il fatto che il modello nautico sia fatto proprio anche dalle carte tolemaiche indica che quel modello ha una rilevanza che va ben oltre il suo uso strumentale per la navigazione e diventa paradigma, uso paradigma nel senso Thomas Kuhn, di conoscenza geografica e di rappresentazione dello spazio. Quindi abbiamo visto i portolani che vanno in questa direzione, le carte che sembrano assumere appunto, quindi non sono semplici carte per navigare, non sono strumenti tecnici e basta, sono qualcosa che va ben oltre e che sul piano della conoscenza generale hanno una forza di affermazione che va ben oltre lo specifico tecnico. E arriviamo adesso agli isolari. Questa è la definizione di isolario, diciamo, che meglio si adatta secondo me, perché è un genere ibrido. Voi sapete, è una raccolta di immagini delle isole, soprattutto, particolarmente delle isole Egee, che vengono poi accompagnate più o meno, a volte sì, a volte no, da testi più o meno eruditi, più o meno lunghi e così via. Quindi, allora, questa idea di raccogliere le isole, il primo isolario che noi abbiamo, che noi conosciamo, è quello di Cristoforo Buondelmonti, fiorentino, che viaggia nell'Egeo e così. Compila questo suo primo Liber Insularum Archipelaghi intorno al 1420. La particolarità di quest'opera è che appunto che il primo e Buondelmonti forse nell'avere quest'idea, nel pensare di trattare le isole come se fossero delle entità separate, delle monadi rispetto al resto del territorio, delle personalità, delle individualità quasi, idea non del tutto sbagliata se avete tempo e voglia di rileggere il breve capitolo di Predrag Matvejevic nel libro Mediterraneo, il capitolo dedicato, mi pare sia addirittura una voce isole, è un pezzo di straordinaria bravura e interesse proprio perché individua con grandissima efficacia l'essenza della insularità in un modo che altri non sono riusciti a fare. Allora, cosa succede? Che se noi scorriamo l'elenco dei 2000 toponimi, luoghi, insomma, che Tolomeo dà nella sua geografia, l'opera che è a fondamento, insomma, della moderna geografia e che viene riscoperta nell'Occidente latino alla fine del 300 e all'inizio del 400 grazie alla traduzione dal greco. Ebbene, se noi in ogni capitolo, cioè in ogni libro diviso in capitoli,
e ogni capitolo al termine tratta le isole separatamente, vuol dire elenca i vari luoghi e poi raduna, mette insieme le isole. Quindi dà già un principio ordinatore. Forse non a caso Buondelmonti fa questo suo isolario. Buondelmonti era in stretto contatto con Niccolò Niccoli e tutta la cerchia degli umanisti fiorentini, quindi il Tolomeo naturalmente gli era noto, ma quest'idea di puntare direttamente alle isole per, nel suo caso, risalirne alla storia nobile, alla storia antica, all'archeologia delle loro vicende, insomma, forse ha una qualche radice proprio nella lettura attenta di Tolomeo. Qui ho ricostruito con le freccette l'itinerario di di Cristoforo Buondelmonti. Come vedete, il suo è un itinerario cartografico, non è un itinerario odeporico, nel senso che avviene tutto con un ordine preciso che lavora, ricostruisce il suo Liber Insularum, è probabilmente ordinato, messo in ordine grazie all'ausilio di una carta dell'Egeo, seguendo la quale ci racconta l'ordine delle isole, eccetera, eccetera. Bene, qui siamo nel 420. Nel 1485 Bartolomeo dagli sonetti compone un'opera di cui non abbiamo il manoscritto, che fu stampata appunto a Venezia nel 1495, i cosiddetti isolari di Bartolomeo. Dagli sonetti perché, come sapete senz'altro, ogni cartina dell'isola è accompagnata poi da un componimento poetico che ne racconta la storia, che dice una serie di cose. Io metto a confronto queste due opere, tra l'altro insisto sull'importanza del Bartolomeo rispetto come si dice, al Buondelmonti, il quale Buondelmonti ci dà un sacco di notizie, diciamo, che pescano nella storia antica, nella mitologia e via dicendo, quindi c'è poco di nuovo, di interessante in quello che scrive. Ecco, mentre Bartolomeo che cosa fa? Anch'egli segue lo stesso itinerario, e se vedete la freccetta rossa, le due freccette rosse, sono le uniche differenze che ci sono fra l'itinerario, diciamo, libresco di Cristoforo e l'itinerario libresco di Bartolomeo. E però c'è una differenza fondamentale. Mentre per Buondelmonti possiamo parlare di una retorica paratattica che allinea isole, allinea definizioni, allinea figure mitologiche e via dicendo, invece quella di Cristoforo è un percorso fattuale. Ecco, questo è un esempio tratto da Buondelmonti, questo è un esempio tratto da Bartolomeo. È un percorso fattuale, perché Bartolomeo dà, nelle sue strofe, così anche molto ingenue a volte, dà distanze, direzioni, il circuito, ovvero sia la grandezza, la misura delle isole, perché dice quante miglia ha di circuito a ciascuna isola, quindi dà l'orientamento con la rosa dei venti che vedete, dà la scala, quindi un modo per capire dove siamo, a che punto siamo, indica scogli, secche e altre particolarità. Quindi diciamo, l'elemento nautico entra di prepotenza in una descrizione, in un argomento che forse era anche di moda e che dell'isolare, tanto è vero che poi si prolunga la produzione di isolari nei modi più diversi fino al Settecento, quindi diciamo per Venezia naturalmente la questione delle isole Egee era di particolare importanza. Quindi vedete che anche in questo caso come si dice, quello che pare essere un mero dato tecnico entra fortissimamente e costruisce anche qui un orizzonte, contribuisce a un elemento culturale importantissimo.
alla formazione di un'idea generale dello spazio e, come leggo queste ultime righe e concludo, in conclusione si può osservare come nel passaggio tra inizio e fine secolo, ovvero tra il Liber del Buondelmonti e l'Isolario di Bartolomeo, si verifichi una sorta di transizione del discorso geografico. Come già sottolineato per i portolani e per le carte nautiche, anche per questo particolare genere ibrido rappresentato dagli isolari, i contenuti derivanti dall'esperienza del mare si sovrappongono alla geografia dei letterati e replicano, nel particolare dell'area egea, una rilettura dello spazio geografico che porta in primo piano i contenuti del sapere marinaresco e ne autenticano la validità, facendolo così emergere da un ambito semplicemente tecnico-strumentale per imporne l'autorità quale strumento culturale atto a ridefinire i termini della conoscenza del Mediterraneo e a consentirne il definitivo buon uso. Ecco, finito, vi ringrazio. Merci pour cet exposé en plus magnifiquement illustré sur l'évolution de conception de la cartographie depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge et ce que l'on a souhaité représenter sur cette cartographie. Alors, je crois qu'on peut poser maintenant aux orateurs quelques questions, y compris, je pense, éventuellement à M. Jacobi s'il souhaite répondre. Donc, la parole est à l'assistance. Grazie. D'accord. On répétera s'il le faut. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas l'air très... Je sens l'assistance un peu fatiguée. Voilà. Je vous prie. Io ero curioso, negli anni 90 penso si sono prodotti diversi libri sul sistema economico, la rigidità del sistema economico veneziano e il suo rapporto con questa aristocrazia che controlla il sistema politico e anche tutti questi monopoli. Il libro di cioè i lavori insomma c'è una pessima memoria, ma ci sono prodotte diverse monografie molto importanti e ora non ricordo i nomi degli autori. 10 anni dopo, ovviamente c'erano anche i suoi lavori sul sale, ma c'erano anche sulle spezie, sulle case nobili, due libri sul sistema delle galee prodotti in francese. E 10 anni dopo io mi chiedo se sia giunto alle spiegazioni sul declino della nobiltà veneziana, del sistema economico dopo 1500 che è radicalmente cambiato. Io volevo sapere se c'è stato preso in considerazione il fatto che le linee di navigazione che funzionano sono quelle che vanno in Oriente e che portano le spezie. Le altre sono tutte deficitarie. E Venezia nel 400 ha sempre avuto degli ottimi rapporti con i sovrani mamelucchi che controllano le spezie attraverso i porti della Siria e dell'Egitto. I mamelucchi crollano allo stesso tempo che il sistema mude e allo stesso tempo che finisce la dominazione delle vecchie case grandi, del sistema di rapporti nobiliari medievali.
Quindi è legato, io vorrei sapere se in qualche modo cioè, alle spiegazioni tradizionali si è presa in considerazione anche quest'idea che le mude e la dominazione politica di una serie di famiglie, eccetera, ha funzionato mentre funzionavano questo sistema economico basato sul portare spezie, mandare via metalli preziosi e ridistribuire a perdita, almeno dal punto di vista della navigazione, verso il nord Europa. Insomma, quest'idea del legame forte con il mondo arabo che viene meno nel 1500. Grazie. Une question complexe et longue. J'essaierai d'être bref. Bon, sur les rapports entre le patriciat ou noblesse et la navigation, au Moyen-Âge, de toute façon, c'est au Moyen-Âge que le système des moudes et des galets est le plus performant. Seuls les patriciens pouvaient concourir aux enchères des galets auprès de l'arsenal. Ils étaient les seuls. Les citoyens et le populaire ne pouvaient pas. Donc là, le rapport est très étroit. Pour ce qui est des navis, moi je suis plutôt un spécialiste des navis, c'est-à-dire des voiliers, des velieri. Les voiliers portent le nom de la famille propriétaire. Et jusqu'au milieu du XVIe siècle, je suis passé, je crois, de l'italien au français, questo nome è sempre quello di una famiglia nobile, cioè che la famiglia nobile è sempre maggioritaria nella possessione delle navi, è quella che possiede il più forte numero di carati della nave. Ho impiegato la parola caratata. Poi dopo ho letto di recente un lavoro di Panzac sul caravaggio di cui ho parlato, e alla fine del 600, dunque siamo passato oltre i limiti di questo convegno, ho visto che la parte degli ebrei nella proprietà delle navi di Venezia soprapassava il 40%. Dunque c'è una differenza molto forte, ma è sempre navigazione veneziana, sia patrizia nel Medioevo, sia ebrea all'inizio del Settecento, e navigazione veneziana. E dunque, quando si parla di declino di Venezia, bisogna sempre misurare di che cosa si parla. Non so se ho risposto a tutte le domande contenute nel suo intervento. Sì? Grazie allora. Lei sostiene, vous soutenez, en gros, ce qui change, c'est les acteurs. Il n'y a pas de déclin économique. Ce qui change, c'est le passage depuis un système contrôlé par une poignée de familles nobles vers une ouverture. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que vous soulignez ce passage, cette ouverture à d'autres acteurs, n'est-ce pas? Oui, exactement. Exactement. Il y a un passage du contrôle économique des mains de la noblesse, du patriciat, aux mains populaires et aux mains des étrangers. C'est ce que je montre. Et j'utilise maintenant un autre argument, un argument politique. S'il y avait véritablement un déclin de la puissance économique de Venise à l'époque moderne, c'est-à-dire pour moi au XVIIe, XVIIIe siècle, et en particulier au XVIIe siècle, on ne trouverait pas autant de candidats à l'achat d'un siège au Grand Conseil qui se paie 100 000 ducats. Or, on a anobli près de 120 familles durant le XVIIe siècle et le début du XVIIIe jusqu'à la paix de Passarowitz. Et à chaque fois, c'est 100 000 ducats. Donc, il y a une richesse qui reste considérable dans Venise. Et difficile de parler de déclin. Ce qui décline, c'est, je pense, la noblesse.
Et il décline, je pense, surtout après 1750. Avant, il y a une grande stabilité, mais après, il y a une crise foudroyante, je crois, sur le patriciat. Merci pour toutes ces réponses. D'autres questions, d'autres points? Professor Ocché, per favore. Allora, brevissima. Per quel che riguarda il sale, le saline, io ho studiando le carte nautiche del XIV e XV secolo, va bene? Ho notato che ci sono moltissime indicazioni sulle carte salina, salina, salina. Vuol dire che al di là dei punti di raccolta del sale importanti, il traffico minuto, il traffico spicciolo, così, doveva essere veramente imponente, perché ci sono moltissime indicazioni di salina. È così? Oui? C'est comme ça? Il fatto che le saline erano innumerevoli sulle rive del Mediterraneo e le piccole per alimentare un commercio locale e la ragione per la quale ho insistito sul fatto che le saline alle quali abbordavano i veneziani erano situate nelle isole, perché nelle isole la popolazione è ristretta e dunque le isole avevano a disposizione un sovrappiù per l'esportazione lontana verso Venezia. E il caso più significativo è quello di Ibiza. Ibiza era il grande salinaio del Mediterraneo occidentale a sud delle Baleari, sulla strada di ritorno dalle Fiandre, e ogni nave veneziana si fermava a Ibiza per caricare sale. E quando una salina non è un'isola, è quasi un'isola, per esempio al margine del deserto Ras al-Magbas. Ras al-Magbas sulla costa della Tripolitana, un po' a sud-est dell'isola di Gerba, è una salina, è una sebra, nel deserto una salina naturale. E l'Arnaca di Cipro lo stesso. Merci. D'autres questions? Je ne vois... Oui. Grazie, Ortalli a Davide Jacobi. Hai parlato nella tua relazione del mondo mongolo and with reference to relations between the Mongol world and the Venetian and Venice and the Venetian merchants, there is important experience of Polo Brothers. Penso soprattutto al the first travel of Polo Brothers. And I think, and I suppose you agree, that in this very old period, the polos were toys of the Khan of Golden Horde. They were merchants connected with the Khan, not autonomous merchants. And I would see a connection between a society between the one and the other, a society of Western commercial ability, capacity, and the Mongol capitals. In sostanza, la merce che l'Occidente poteva esportare in quel periodo, in quel 200, era soprattutto un'abilità tecnica, commerciale, non tanto una disponibilità di capitali. I capitali li trovavano là, il denaro, l'oro era in Oriente. Questo mi pare che fosse il rapporto. Non so se sei d'accordo. Ho l'impressione che talvolta, I think that sometimes, penso che talvolta si insista troppo in questa proiezione verso Oriente sulla disponibilità di capitali da parte dell'Occidente, di Venezia in particolare. Non so se mi sono spiegato con questa domanda. As you mentioned in a private conversation we had before,
much of the capital of the Mongol rulers came from booty. But I think that one also has to take into account the purchase power at a later period, which came from taxes within the Mongol political entities and enabled them and enabled the private conduct of trade. I have an example from a later period, if I remember properly, from 1427-28, when we have the accounts of a Persian merchant who traveled from Persia to the north of the Caspian Sea as far as Urgench. And he had a very large capital which he had assembled through partnership with other merchants. He traveled for 2 years until he returned home, and he made a profit of 200%. The merchant, at each place in which he bought and sold merchandise, he gives an account of what he bought and what he sold. And what we have there, we have on the one hand, we have Chinese silk, and on the other hand, European textiles, which means that although he did not reach the Black Sea, he bought merchandise which had been brought from the Black Sea to Urgench, and on the other hand, merchandise which has been brought from China to Persia. So here we have, that by the way relates also to what I mentioned, that the description of Pegolotti, of merchants traveling from the Black Sea to China, is quite exceptional. The main way of trading was in sections of that long voyage, with merchants acting within a regional or interregional, but inside Asia, trading within these interregional areas. Io credo, ho l'impressione, che ci sia uno stacco fortissimo tra il 200 e il periodo successivo, dovuto al fatto che quel primo periodo è il periodo delle enormi conquiste, quindi della disponibilità di bottini enormi che consentivano appunto rese di anche oltre il 200%. Penso il primo viaggio dei fratelli Polo, quando arrivano, ricevono e donano le loro cose, ma il dono is not a gift, il dono è un contratto commerciale in questo caso. Donano i gioielli che hanno acquistato a Costantinopoli e ricevono esattamente il doppio. E poi ripartono, ma l'impressione mia è che il loro punto di forza sia il fatto che sanno fare quello che i mongoli non sanno ancora fare, cioè il mestiere del mercante. Questo nel corso del 200 ho l'impressione che duri. Nella fase successiva la situazione è più complessa, dal tempo di Kubilai c'è molto più riguardo nella compensazione ai mercanti, cioè mi pare che sia finita l'età davvero d'oro dei mercanti non solo veneziani ma anche arabi, ma anche cinesi,
Ho questa impressione, ma sono cose che conosco molto meno di te. Merci. D'autres questions? Vous voulez répondre à nouveau? Non. D'autres questions? Bon, je crois que nous pouvons clore la session et je remercie encore les contributeurs de cet après-midi pour leurs exposés et les réponses aux questions et aussi merci aux intervenants. La séance est finie.